Eccoci qua cari amici, appassionati di vecchi trattori, riprendiamo così una seconda parte. Oggi sono venuto qua in compagnia di Luca il contadino di Rovereto, che l'abbiamo perso in giro qua con la telecamera, e siamo venuti qua a trovare Moreno, appunto, che fa il camionista con gli autotreni e comunque la passione dei vecchi trattori, ecco. E niente, qua caro Moreno, presentami innanzitutto questo fuoristrada qua. Sì, questa è una Toyota Land Cruiser BJ40, 3000 di cilindrata, 24 volt di tensione, una macchina del 78, io l'ho presa nel 2003 da un rottamaio, però è sempre andata, va ancora, adesso sono 5 anni che è ferma qui, però basta mettere le batterie, scaldare le candele e parte. E parte insomma questa qua. Una gran macchina, non mi hai mai lasciato a piedi. C'è da tanti anni questa ormai? Dal 2003, 18 anni che ce l'ho. Ecco qua, E niente, così diamo anche onore qua, così. Qua c'è la fotografia del papà di Moreno, appunto, che ci ha fatto vedere appunto i trattori, che appunto ha tenuto in onore al papà. E adesso vi facciamo vedere appunto qua l'interno di questa Land Cruiser Toyota, eccola qua, Un interno, insomma, si presenta, è un po' da battaglia, perché però d'altronde sono macchine così da andare in giro così, cioè di sicuro non sono da andare così a portare così cerimonie o chissà cosa, anche se io avrei il coraggio di andare alla cerimonia con un'auto così, Sì. che ha il suo fascino. Eccoci qua, La battaglia funzionante, i suoi cerchi sono originali, No, cioè, infatti dicevo, non sono originali, però insomma hanno il suo fascino. sì. E poi niente, vi facciamo vedere ancora tracce di vecchi trattori. Abbiamo qua, questa è la piccola 211, Sì, Fiat 211 RB, motore a benzina. e questa l'hai Sistemata, sì, funzionante tutto. funzionante proprio, questa è restaurata, vedo. Poi te la mettiamo in moto. Ma sì, dai, vai. Eccoci qua, abbiamo Luca il contadino. Ah, ci sei Luca? Ti abbiamo perso qua. Sono andato a vedere un po' di aratri. Aratri. Sì. Guardate qua, bravissimo Moreno qua, guarda qua caro Demis, Antonio La Salerno, tutti gli appassionati di trattori, Arturo, tutti quelli che amano Sandro e Marco Travaglia. Restaurato per bene, Luca, Eccolo qua, questo Fiat 211, caro Demir, dai, Appassionati di vecchi trattori, questo è un po' così, improvvisazione del vecchio Marvin, che parte. Stamattina abbiamo fatto un passo così, c'era anche un po' di neve, ecco qua, e poi c'è una sfumatura anche alla vecchia Laverda qua a questo punto, perché anche l'amico Demis qua guarda anche le moto. Guardate qua, bello, anche questa ferma da anni la Laverda, sì, Ancora dal 94. dal 94 che è ferma, ecco qua. Fai una manovra, lo affianchi al... Ah no, niente, va bene. Va bene, dai, ve l'ho fatto vedere. Adesso vi faccio vedere un'inquadratura appunto sull'altro pezzo forte qua del bravo Moreno, questo gran trattore, questo Fiat 80R che abbiamo visto anche ai raduni appunto quest'estate a Campodoro. Eccoci qua, cari amici appassionati di trattori. Questa è un po' così la visita mattutina del Marvin oggi
4 dicembre del 2021, ultimo Marvin Tour, secondo me ultimo Marvin Tour del 2021, un anno che è stato veramente, ha prodotto i risultati, perché insomma da maggio, quando hanno riaperto appunto le zone, insomma il Marvin ha incamerato ricordi pazzeschi come vecchi motori, Ecco qua, io cerco di darvi così le immagini, poi vi do così la diretta, ecco, insomma, così. Questo qua, Moreno, di che anno è questo? Sì, Questo è del 1967. Del 67. Un Fiat R80 bicolore, non barra 1, è un bicolore normale. E dopo io gli ho peccato la turbina, ho fatto qualche lavorazione per il motore perché tiri un po' di più. Perché tiri un po' di più? Sì. Ma già al tempo facevano queste modifiche? No. Al tempo non facevano? Si potevano fare, ma al tempo no, rimaneva originale più delle volte. Questo qua ce lo accendi o...? Non lo so se la batteria... Ah, no, vabbè. Poi proviamo. No, se avevi qua le chiavi in un colpo, e se no non è un problema. Fermo lì. Vediamo un po'. Era così per dare Perché ho le batterie un po' giù. l'emozione della diretta qua, così, dai. Se va, se no non è un problema, dai. Tanto facciamo vedere qua gli amici. Mi sa che la batteria è giù qua. Non c'è problema. È andata. Ragazzi, con questo vi saluto un po' tutti gli amici appassionati di vecchi trattori. Siamo sempre in compagnia di Luca il contadino di Rovereto, che a lui gli piacciono i trattori, Ecco qua. Grazie. Un ringraziamento a Moreno, che insomma siamo venuti a trovarci, e ecco qua. Ciao, buongiorno a Ecco tutti. qua. Buongiorno a tutti gli appassionati. E mi raccomando, cerca sempre qualche ferro vecchio, Sì, dai. sì, poi te lo comunico. Dai. Ciao a tutti appassionati, alla prossima, spettacolo.